La vita che conoscevo, lì non esisteva. A 19 anni, in una prigione distrettuale, e il pensiero che la mia vita fosse finita. 12 persone dovettero decidere se farmi vivere o morire. Beh, ricordo che quando entrai avevo molta paura. Ci furono molti pestaggi e uccisioni, c'erano omicidi, c'era brutalità. Avevo sentito molte storie di uomini violentati in questo luogo. In un certo senso, il suicidio sembra meglio di alcune delle cose che si passano qua dentro. Ho visto tanti morire, seppellirne tanti. Mia madre mi disse: Harold, sento che può succederti qualcosa stanotte. E feci una strage con quest'ascia. Avrei continuato se non mi fosse stata sparata una pallottola in testa. Se Dio è un Dio vero e se esiste veramente, pensai che la mia vita era finita, terminata. Mi ricordo la prima volta che piansi ai piedi di Dio. Pensai alla paura che avevo di morire, sia fisicamente che spiritualmente. In quel momento ero perduto, non avevo via d'uscita. Tutti in piedi, ragazzi di Angola! Vi presento e voglio dare un grande benvenuto ai Brooklyn Tabernacle Singers! Abbiamo sempre svolto attività spirituale nelle carceri con il coro, ma ogni volta che entravamo qui era come se Gesù ci stesse aspettando. Ogni volta che andavamo a servirlo in quel posto diventava un'esperienza incredibile. Quando abbiamo pensato di contattare Angola per portare un aiuto, pregammo e sentimmo il lasciapassare di Dio. Carol mi confessò: ho un sogno. Io ne parlavo con mio marito da diversi anni, dell'opportunità di girare un video in un carcere, e l'avevo nel cuore da molto tempo. Sai che bello fare un concerto in carcere e anche un video. Un video da dove si può ascoltare la musica e sentire parlare della speranza dell'Evangelo. In questo modo avremmo potuto vedere la potenza di Dio all'opera e quello che Cristo è capace di fare nelle vite. È in pratica quello che è successo ad Angola. Siamo già stati in altre prigioni a cantare, quindi siamo abituati, ma questa esperienza è stata unica. Qui è veramente diverso. Quello che ho notato è la libertà che questi uomini hanno nel Signore. Sono pieni dell'amore di Cristo. È stato bello scoprire che in realtà molti di questi uomini avevano già un rapporto personale con Gesù Cristo. Lo sviluppo di questa zona iniziò da quando i battelli cominciarono a navigare in Mississippi. Qui si fermavano per caricarsi di legno destinato alle loro caldaie a vapore. Era un posto molto ampio e forniva molte zone di scarico, e spesso succedeva, grazie ai fondali bassi, che qualche battello rimanesse incagliato, proprio come è successo lì, nella valle di Baton Rouge. Poi diventò una piantagione frequentata dagli schiavi d'Africa, schiavi angolani, per questo si chiama Angola.
Dopo la guerra civile, Angola diventò una prigione. Il possessore della piantagione fece un contratto con lo Stato per ricevere i detenuti a lavorare gratuitamente. Dal 1901 Angola divenne la prigione di Stato. Succedevano cose veramente brutali, le guardie erano scelte tra gli stessi detenuti. E succedevano cose veramente assurde. Era un posto ostile e difficile. Dal 75 al 77 ci furono molti pestaggi e uccisioni. Poi dal 78 in poi costruirono un muro tra detenuti e persone libere. Vigeva la regola del più forte. Per questo si verificavano accoltellamenti tutti i giorni. C'erano omicidi, c'era un ambiente duro, c'era brutalità. Questo è quanto ricordo. Ci sono 1800 dipendenti e circa 3200 condannati all'ergastolo. Trovi tutti i tipi di prigionieri, assassini, violentatori, rapinatori armati, trasgressori ricorrenti. Questa è la popolazione del carcere. 1 su 2 è ergastolano. La condanna media è di 88 anni. Se vi sono 3200 ergastolani, questo significa che più della metà resterà qui per tutta la vita. Hanno fatto qualcosa di veramente terribile. A causa loro qualcuno giace nella tomba. Bisogna pensare alle vittime, non bisogna mai dimenticarle. Sono accusato di omicidio di primo grado e colpevole di omicidio di secondo grado. Per questo sono qui all'Angola. Vengo da New Orleans. Sono cresciuto in un posto molto violento, dove la maggior parte dei miei amici sono morti prima dei 18 anni. In sostanza ho scampato la morte. Se non stavo qui adesso, sicuramente ero morto all'inferno. Non avevo pace. Mi sono sempre detto che prima o poi sarei stato ucciso e arrivai a rassegnarmi di questo, pensando, bene, questo è il mio destino, e vivevo sempre guardandomi le spalle. Fu nella cella che conobbi Gesù. I giudici decisero cosa fare della mia vita. 12 persone dovettero decidere se farmi vivere o morire. E in quel momento toccai il fondo. Ero solo nella cella e sentii Dio che mi parlava. Allora ricordai quello che mi diceva sempre mia madre su Dio. Se sei nella difficoltà, chiamalo. Allora lo chiamai ed egli mi rispose. Avvertì subito una pace che superava ogni comprensione. Mi fece subito sentire una tranquillità pur stando in una situazione difficilissima. È questo che ha fatto la differenza nella mia vita. Non ho mai sentito tanta pace come la sentii allora. Tutto ciò non dipese né dal posto né da quello che mi successe, ma il Signore Gesù Cristo stesso che ha operato una trasformazione. Quello che Dio ha fatto in me si nota anche fuori. Posso sentire la sua pace e la sua gioia. Non lo cambio per niente. Studio la Bibbia e ho terminato la scuola biblica. Ora curo le altre anime nella prigione. Il mio lavoro è quello di visitarli uno per uno ed aiutare quelli senza speranza. Condivido semplicemente la parola di Gesù Cristo con loro. Ed è sorprendente vedere come cambia la loro vita, proprio come è cambiata la mia. La Bibbia contiene uno dei miei versi preferiti in Ecclesiaste 7, che dice: vale più la fine di una cosa che il suo inizio. Angola non è la fine per me. So che Lui è capace di fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Credo che ogni mio giorno abbia un fine e uno scopo, come Abramo, passo dopo passo, giorno dopo giorno. È come un bimbo che è veramente libero e che scopre la libertà. Amen! Lui libera!
Devi sapere che in Gesù Cristo trovi la libertà. E se sei incerto, io ti amo e ti incoraggio a riflettere su queste parole, sulla mia testimonianza. Diamo un segno di lode e di adorazione al nostro Dio per quello che ha fatto. Alleluia! You have pardoned my transgression. Lord, you sanctified my soul. Lord, you honor my confession. By your blood, Lord, I've been made whole. Ebbi la mia prima esperienza con Dio in chiesa a soli 15 anni. Mia madre mi invitò ad un culto e credo che Dio quella sera piantò un seme nel mio cuore. Credo che sperimentai la nuova nascita. Non ho mai avuto una guida, non ho mai avuto nessuno al mio fianco che mi dedicasse del tempo, col quale parlare dei miei problemi, i problemi che ha un qualsiasi adolescente. Così iniziai ad essere coinvolto in faccende illegali e in un giorno come tanti mi arrestarono. Mi ritrovai in galera. La gente mi chiede: perché hai aspettato di andare in carcere per cambiare? Rispondo che va bene. È la giusta opportunità. Vale a dire, Dio non dice sei in prigione e non puoi cambiare, no. Dio dice che quando siamo nei problemi possiamo chiamarlo. Ed è così che feci. Mi ricordai quanto mi disse mia madre. Lei mi parlava sempre di Dio. Potrai sicuramente sentirlo se lo chiami quando sei nei guai. E io lo feci. E Dio mi salvò. Non ci sono dubbi, niente domande. Sono salvato, mi chiedo se Dio... No. Dio mi salvò. Dio cambiò la mia vita. Dio mi ama, come ama tutti. Nella nostra chiesa crediamo che Dio sta passando per Angola come un turbine. E quando passa un turbine, le cose non restano più uguali, cambiano. Crediamo che Dio ci sta visitando e sta cambiando le vite. Egli ricongiunge gli uomini con le proprie famiglie, rendendo degli uomini dei genitori con i propri figli e facendo vivere delle vite sante e onorevoli, portando Dio anche fuori di qua. Qui pregavano molto il Signore. Appena arrivai cominciamo il progetto Conoscere Dio. Qualcuno mi disse: in questo posto c'è il diavolo. Io risposi: noi lo cacceremo via. Ed è quello che è successo. Tutta la prigione concluse il progetto. Erano prima 80, poi 100, poi 200, fino ad arrivare a tutti i componenti. All'inizio non si fidavano troppo di me, continuavano a chiedersi: ma cosa ci sarà dietro tutto questo interesse?
rimasero scettici, seguivano con dubbio, poi finalmente l'anno dopo istituirono una vera e propria università, una scuola biblica come l'Università dello Stato della Louisiana o quella del Sud. Questa cosa mi piacque, il Signore è grande. Da quando hanno dato il cuore a Gesù ci fu una trasformazione in loro. Si possono consultare le statistiche, da allora la violenza è diminuita ed è aumentata la moralità. In questi ultimi 10 anni, da quando abbiamo permesso ai detenuti di avere la Bibbia e abbiamo concesso libertà ai pastori di venire ad insegnare la parola di Dio, abbiamo fatto la differenza in tutto il mondo. Questo posto era violento fino a pochi anni fa. Non c'era molta vigilanza sul comportamento dei detenuti. E quindi lasciavano il cuore aperto al diavolo che li usava per fare di tutto. Ero debole, il nemico ha colto l'occasione per possedermi. Era tutto nero come la notte. Mi ricordo che ero seduto a terra, nudo, poi mi spostai tra i due letti ed iniziai il rito. Nessuno mi chiedeva niente. Iniziai un sacrificio a Satana, questo è quello che ho fatto. Infatti oggi ho ancora tatuato il 666 qui sul mio petto. È la testimonianza di quello che ero. Prima di conoscere Dio ero disperato. Ricordo di quando rimasi lì, impalato, pensando a come fare una corda per uccidermi, oppure a come fare un salto nel vuoto. Pensai, ma come posso fare? Passai un giorno intero a pensarci. Il male si impadronì di me. In fondo io non volevo. Vorrei trovare il modo per morire, mi dissi, e far parlare di me per i prossimi 20 anni. Mi procurai un tensile di ferro, una mazza pesante, un pezzo di lamiera. Misi insieme questi pezzi e mi costruì un'ascia. Mi volevo spostare di laboratorio in laboratorio, mentre i detenuti lavoravano nelle officine di elettronica, di carpenteria. Ero deciso, andai di officina in officina e feci una strage con quest'ascia. Poi, mentre percorrevo il corridoio della palestra, mi spararono una pallottola in testa. E in quel momento, mentre stringevo ancora l'arma tra le mani, mi dissi, finiamola qui. Poi un giorno, ancora oggi non mi so spiegare come, mi sono trovato con un'autorizzazione firmata tra le mani. Ero in piedi davanti alla chiesa. Entrai e mi sedetti con il pastore McG. Che Dio lo benedica. Inoltre quel giorno non era nemmeno previsto che fosse lì. Entrai e 20 minuti dopo ero a terra e stavo dando la mia vita al Signore. Una settimana dopo mi battezzai e non sono più tornato indietro. No one knew how alone I was feeling, and the emptiness I tried so hard to hide. Though I laughed and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. Then sapevo di voler entrare in quella chiesa. Il Signore mi chiamava, mi sedetti all'ingresso, ascoltavo il predicatore, ascoltavo tutti. In un momento di coraggio mi spostai qualche banco più avanti e dopo un po' passai ai primi banchi. Spesso vedevo qualche mio amico e mi nascondevo nel banco per non farmi vedere. 2 mesi dopo ero seduto davanti e quando vedevo i miei amici passare fuori la chiesa li salutavo. Ora erano loro che si nascondevano. Io li invitavo, venite a sentire, c'è posto anche per voi, avete bisogno di ascoltare la parola. Sono cambiato radicalmente, gloria a Dio. Il Dio cambia le persone radicalmente, lo posso dire con fiducia. Ho 33 anni e sono in prigione da 13 anni e 8 mesi. Sono stato arrestato nel 91, all'età di 19 anni, e sono entrato in Angola nel 94.
Ho passato 2 anni e mezzo in una piccola prigione distrettuale. La notte del mio arresto ero a casa con mia madre che mi impediva di uscire. Sentiva che poteva accadermi qualcosa. Era una donna cristiana. Aveva iniziato a frequentare una chiesa da circa 6 mesi. Mi disse: sento che può succederti qualcosa stanotte. Io uscii ugualmente e quella fu la mia ultima notte da uomo libero, fisicamente libero. Quando stavo nella prigione distrettuale, il pastore di mia madre venne a vedermi. Era un uomo di circa 70 anni. Mi avevano rinchiuso per rissa. Non ero mai stato in quei posti. Erano luoghi totalmente nuovi. La vita che conoscevo lì non esisteva. Era una follia. A 19 anni, in una prigione distrettuale, e il pensiero che la mia vita fosse finita. Avevo pensato anche di uccidermi. Pensavo: non posso accettare questo, non posso vivere così. Quando mi fermarono la prima volta, mi rinchiusero in quella cella e lì osservavo le pareti di cemento con le barre di ferro. Mi sentii subito finito. Conobbi dei bravi fratelli, si chiamavano Steve Dominic, Steve Stewart. Erano delle persone molto buone, persone che presero la chiamata di Dio molto sul serio. Successivamente si parlava di fondare una chiesa in quel posto e iniziamo con 5 persone. Ci incontravamo sul recinto di Falcon Eagle. Molto velocemente arrivammo a 30 persone in quanti ragazzi. Dopo cominciammo a riunirci nella cucina. Era incredibile conoscere sempre più gente che voleva servire il Signore. Si respirava un sentimento sincero. Poi la mia crescita spirituale cominciò a farsi importante, quando decisi di affidare tutta la mia vita nelle mani di Dio. E così fui salvato. Prima di Dio non avevo motivo di vita, come neanche prima che mi arrestassero. Non comprendevo il senso della mia vita. Un uomo può aver imparato molte cose, ma se non entra Gesù non può esserci cambiamento. Perché è il cuore quello che deve cambiare. È Dio il chirurgo. Non si perde mai un paziente. Lavora coi cuori, è lo specialista dei cuori, così lo vedo io. Mi chiedono: perché hai aspettato di entrare in carcere prima di cambiare? Perché qui non ho niente, non ho le distrazioni, non ho nulla. Prima di entrare in carcere riuscivo a controllare tutto, e quando un uomo vive controllando le sue cose, non ha tempo per Dio. Non hai mai tempo per pensare a Dio. Tutti pregano. Sì, è qualcosa che si fa. Io chiedevo a Dio un'auto nuova proprio prima del mio arresto. Ma quando ti trovi in situazioni come queste dici: non ho dove andare. Quando vedi questo cemento, questo freddo acciaio, tu dici: deve esserci qualcosa di più in alto. Sento il bisogno di parlare con qualcuno superiore a me. E ti rendi conto che quel qualcuno è Dio. Se non fosse stato per Dio, non avrei potuto vivere i miei ultimi 13 anni e 8 mesi. Non ci sarebbe stato modo. Nessun modo in assoluto. È il Dio di amore, di compassione, di perdono. E una volta che comprendi questo, è difficile spiegare la pace che ti dà. È buono, si rinnova ogni giorno, giorno dopo giorno. Capisci quello che dico? A volte è incredibile. Mi siedo nel mio ufficio e mi viene voglia di gridare. Mi viene da piangere come un bambino, è incredibile. Penso: cosa mi sta succedendo? Mi sento al punto di scoppiare a piangere. Stare qua dentro è molto difficile. Poi mi guardo intorno e scorgo uomini che stanno qui da 20, 30, 40 anni. Però nello stesso tempo devo dare atto di tutto quello che Dio sta facendo e devo ammettere che il piano di Dio è superiore a questo ergastolo. Quando vedo l'opera di Dio ottengo pace e gioia. Io so che mi libererà da questo posto. Ti chiederai: e se non succede? Io ti rispondo: va bene uguale, ma morirò credendoci. Perché non appena smetti di credere in Dio, ti senti sommerso dalla disperazione, vivi senza speranza e sei triste. Uno dei miei versi preferiti della Bibbia è in Giovanni 15. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i propri amici. E Gesù dice: io l'ho fatto. E poi dice ancora: io non vi chiamo più servi, ma miei amici. La gente qui dice molto facilmente sei mio amico, ma il significato è molto più profondo e personale. Se dico che sei mio amico, sto parlando di un rapporto molto personale. Dico che è un sentimento di amore e devi sapere che Dio ti ama. Yeah!
Si avverte un amore speciale per Cristo all'Angola, un amore molto puro e molto raro. Negli Stati Uniti regna il materialismo e la gente viene distratta da molte cose. Questi uomini amano tanto Gesù perché loro sanno bene cosa significa vivere nella disperazione e sanno bene quanto Cristo ha fatto nella loro vita. E un altro punto è che qui non c'è materialismo perché tutti possiedono la stessa cosa. Niente. Gesù disse in un'occasione: fate attenzione ai piaceri di questa vita e all'attrazione per le ricchezze. All'Angola sono esenti da tutto ciò. È come un campo missionario speciale, perché la gente che conosce il Signore qui non ha nient'altro che Gesù. E Gesù la mattina, e Gesù la sera, e in ogni attimo. Qui si vede l'impegno col Signore e si nota il particolare rapporto. Ero cieco, necessitavo di una liberazione. E Cristo l'ha operata per me. Penso che ognuno di noi può essere di liberazione per qualcun altro. Questo non nel senso fisico, ma la libertà dai legami che ci inseguono. Il nostro mondo soffre. Anche noi in questo carcere soffriamo. Voglio solo che sappiate che Dio mi ha liberato e può liberare ognuno di voi. Dio vi sostenga. Mi hanno condannato all'ergastolo. Devo restare qui tutta la vita. Mi accusarono di omicidio di primo grado e per questo mi condannarono. Quando avevo 9-10 anni mi piaceva distruggere le proprietà, spaccare tutto. Lo facevo sempre più spesso, fin quando non divenne un atteggiamento normale. Alla rabbia con le cose si aggiunse la rabbia per le persone. Non avrei mai potuto immaginare cosa avrebbe fatto Dio nella mia vita. A volte rivivo il passato e mi chiedo come ho fatto a sbagliare, come sono arrivato a questo punto. Non è facile accettare questa condizione. È difficile sopportare. Penso che potevo evitarmi di arrivare così in basso. Veramente potevo evitarmi tutto ciò. Stare in prigione significa non avere scuse. Mentirei se dicessi che non mi arrabbio, non mi scoraggio, non mi rattristo, perché siamo ancora uomini. Essere un cristiano significa vivere praticamente, e in questa vita Gesù non presentò niente di diverso. Mostrò una vita reale, con sofferenze e dolori, e spesso sopravvivere a questi stati è difficile. Dobbiamo pregare tanto, dobbiamo pregare molto e chiedere a Dio che ci accresca la fede affinché ci faccia guardare al di là di ogni giorno, e questo giorno dopo giorno. È una lotta per ogni uomo credente che condivide la parola di Dio. La mia speranza è in Gesù Cristo, che va al di là di questo mondo. Poi la speranza di tornare libero di nuovo, sul serio. Non posso trattenere la gioia quando mi ricordo che Dio ha preparato grandi cose per me. È chiaro che mi dispiacerebbe morire in prigione, ma una cosa è certa, che non abbiamo la garanzia di un solo altro giorno di vita. È solo per grazia che viviamo e ci svegliamo la mattina. I know
nel penitenziario ci sono 89 condannati a morte. Quando venni qui 10 anni fa ce ne stavano solamente 48. Stiamo costruendo un altro padiglione per ospitarli al meglio. Sarà presto pronto. Secondo me bisognerebbe tenere le persone più pericolose, non certamente gli anziani ammalati. Tuttavia però bisogna sempre ricordare le vittime. Però si potrebbe trovare una riconciliazione, magari senza troppe difficoltà, una riabilitazione che poi li porti alla libertà, anche se l'unica riconciliazione rimane quella morale. Ho tenuto la mano a 4 persone mentre morivano per iniezione letale. Me lo chiesero loro, anche perché erano cristiani. Non vedevano l'ora di lasciare questa terra. La prima volta non si sentì né parlare di anima né di eternità. Infatti il condannato rimase sul tavolo muto, senza dire una parola, e poi morì. Credo abbia spedito la sua anima all'inferno. Mi sono detto che non lascerò più andare nessuno all'inferno. Finché potrò parlare alle loro anime lo farò. Ricordo Antonio James, anche lui mi chiese di tenergli la mano. Insieme parlammo del ladrone sulla croce, di Billy Graham, degli angeli che accompagnano le anime verso il cielo. Durante un'esecuzione preghiamo e leggiamo qualche verso dalla Bibbia, Genesi 9 e i primi 6 versi di Romani 13. Poi preghiamo insieme. Questo è quanto facciamo in un'esecuzione. Questo è il vecchio cimitero, ci sono un sacco di tombe. Seppelliamo una persona circa al mese. Se scavi un po' più là, probabilmente trovi ancora delle ossa. Molte tombe, infatti, sono senza nome. La vedi quella targa in ottone? L'hanno fatta ai detenuti per ricordare tutti i defunti senza un nome. Qualcuno dice non si può trasportare un condannato a morte al cimitero con una bella carrozza e fargli un bel funerale. Non è un defunto come gli altri. Io rispondo, siccome ha scontato la sua pena, non è accusato di nient'altro. È morto, ha pagato il suo prezzo. Allora perché non dovrebbe ricevere un funerale come tutti gli altri? Lui ha pagato il suo prezzo ed è diventato libero. Se ci pensi è un po' come aprire le porte a un detenuto che ha scontato la sua pena. Non ci segneremmo mai di continuare a cacciarlo. Per me è buon senso svolgere dei funerali normali e anche per il resto dei detenuti che è qui dentro. Ricordo che mia madre mi diceva: tu non ce la farai mai a combinare niente di buono nella vita. L'ho creduto. Avrei adempiuto ciò che mia mamma mi diceva sempre. Sono rinchiuso qui per una carica omicida. Angola. Beh, ricordo che quando entrai avevo molta paura. Non sapevo cosa ci fosse qui. Avevo sentito molte storie di uomini violentati in questo luogo. Violentati e uccisi. Ero terrorizzato al punto che pensai che la mia vita era finita, terminata. Ricordo che un giorno ero seduto sul mio letto e pensavo: se Dio è un Dio vero e se esiste veramente, non avevo mai voluto sentire parlare di Dio. Lo rifiutavo quando qualcuno cercava di farlo. Volevo un Dio tutto per me, col quale parlare a tu per tu, e chiamai semplicemente Dio. Ascoltò la mia preghiera.
Da quel giorno ho capito che Gesù è vero. Ora so che la morte, sepoltura e resurrezione di Gesù Cristo sono fatti reali. Non perché qualcuno me lo ha detto, ma perché io lo sento qui. Ho visto Gesù e non è più sulla croce. Da allora ho capito che non sono più io che vivo la mia vita, ma devo lasciare vivere la volontà di Dio in me. E credo che questa sia l'esperienza più straordinaria. Ricordo ora con dolore che ricorrevo le droghe, le donne, i soldi e pensavo che una volta ricevuto quelle cose potevo sentirmi soddisfatto. Però quando Dio cambiò il mio cuore per mezzo del suo spirito, ho conosciuto il vero sentimento di soddisfazione. Se sei dentro Angola o fuori Angola, quello di cui tutti hanno bisogno è l'amore di Dio. Questo è importante, questa è la realtà. Credo che tutti hanno bisogno di conoscere questo Dio reale. Ricordo che non riuscivo a perdonarmi, perché non potevo credere a quello che avevo combinato e come ero arrivato ad uccidere. E un giorno ricordo che ero nella mia cella, sentivo perdere la stima per me stesso, nonostante avessi già gustato il perdono di Dio. Improvvisamente sentii benissimo la voce di Dio che mi parlò e mi disse: basta con la commiserazione, io ti vedo oltre quello che è successo, per questo sono venuto a morire per te. E Dio cominciò un'opera di liberazione e perdono nel mio cuore. E mi diceva: io ti ho già perdonato, ora tocca a te perdonarti. E per questo sono qui. Sono nato di nuovo e sto camminando in novità di vita. Sai, qui tutti siamo ricordati per il nostro passato, ma Dio non ha mai ricordato a nessuno il male che ha perdonato. Mai. Non mi ha mai ricordato da dove vengo. Non devo più guardare questo posto, ma devo guardare avanti, al traguardo che Dio mi ha posto dinanzi. In questo luogo non ci sono più bande, perché ora abbiamo solo gruppi di cristiani. Le nostre guardie vengono addestrate per sorvegliare le bande, ma qui il capobanda è diventato Dio. Ogni guardia è impegnata a sorvegliare un gruppo. Si tratta però di un piccolo team, un team che agisce per il bene, un team che non usa violenza ma combatte per eliminarla. E se c'è qualcuno che ha un male interiore, si attiva per sconfiggerlo. È un team che cambia le vite, che desidera aiutare. Poi ci incontriamo per condividere le esperienze, per fare amicizie e rimanere uniti. È molto raro che qualcuno desideri di rimanere isolato, quindi deve esserci qualcosa di veramente speciale qua. I detenuti che frequentano e fanno parte del gruppo possono sentirsi rispettabili perché sono su un percorso di completa riabilitazione. Andiamo, abbracciamoci, andiamo, dimostriamo amore gli uni per gli altri. Così, proprio così. Alleluia! Sia lode all'agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo ed ora è sul suo trono. Alleluia! C'è un solo modo per insegnare l'amore, lo devi dimostrare. Devi camminare nell'amore. Per insegnare amore serve tanta pazienza, carattere, la forza. Ci vuole lungimiranza. Dobbiamo sopportare un sacco di cose, come Dio le ha sopportate. Sopportare pure le nostre stupidità. Per insegnare amore devi permettere che gli altri possano sfogarsi con te. Devi concedergli l'espressione del loro disaccordo. Devi permettere che siano arrabbiati qualche volta. Devi avere un cuore e un orecchio attenti per ascoltare. Bisogna avere uno spirito di compassione. Guardiamo Gesù e guardando a Lui possiamo dire:
che siamo più che vincitori. Egli ci dà la forza. Alleluia. Grazie Gesù, alleluia. Quando mi arrestarono ero un uomo molto amareggiato, odiavo tutti, ero infelice e non sapevo di esserlo. Credevo di avere ragione, come il mondo oggi crede di avere ragione. Odiavo i giudici, odiavo i giurati, gli accusatori, odiavo tutti, ma non mi ero accorto che ero arrabbiato con me stesso. Se non fossi venuto qua ad Angola forse oggi non sarei vivo. Pensate, ero proprietario di un bar, cantavo il rock, viaggiavo spesso e vivevo una vita sbagliata. Questo posto mi ha portato a guardarmi nel cuore, mi ha portato a guardare me stesso, a guardarmi dentro. Sono stato costretto a guardare la mia vita fino al punto di chiedermi: ma come sono arrivato qui? Come sono caduto così in basso? Che ci faccio in questo posto? Ma come sono arrivato in questo posto? Poi un giorno guardai un verso della Bibbia, decidendo di andare a Dio, lessi Luca capitolo 23, il verso 24, dove è scritto che Gesù, appeso alla croce, gridò con gran voce: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ma com'è possibile un uomo che muore dalla croce poter dire: Padre, perdonali? Come ha potuto Gesù sopportare quelli che lo odiavano, quelli che l'hanno picchiato, gli hanno sputato addosso, lo hanno ingiuriato? Come è stato possibile perdonarli? Poi ho capito che io stavo sbagliando. L'odio che c'era in me era sbagliato, perché la colpa non era della giuria, non era del giudice, non era dei giurati. La colpa era mia, era solo mia, perché in quella situazione Dio mi stava parlando e io non riuscivo ad ascoltare, non riuscivo a perdonare nessuno finché non ho perdonato me stesso. Quando mi sono perdonato, allora Gesù mi ha liberato. Quando ho capito bene chi ero veramente, allora Dio è entrato nel mio cuore. Poi ho guardato me stesso e ho capito che non volevo più essere un grande, non volevo nemmeno essere quello che ero. Volevo solo fare la volontà di Dio, cambiare vita. E anche se un giorno potessi uscire da questo posto, non voglio più essere quello di prima, la vecchia persona. I could hear the sound of freedom, like a distant voice it called, and beckoned me to follow where I had never gone. Though my heart was willing, I just stood there at the wall, praying somehow it would fall. But in the cross I found a doorway, and a hand that held the keys. When the chain fell at my feet, for the first time I could see. This is how it feels to be free. This is what it means to know that I am forgiven. This is how it feels to be free. To see that life can be more than I imagined. This is how it feels to be free. Yeah. This is how it feels to
avverto che questa è la casa di Dio. Entrando in questa chiesa ti senti libero e quando incroci la porta della chiesa non ti accorgi di stare in un carcere, si sente. A differenza di quando entri in una mensa durante l'orario dei pasti, lì avverti di stare in una prigione. Quando invece entri dentro una chiesa, sei semplicemente alla presenza di Dio. Infatti non facciamo attività carcerarie, ma bensì un culto al Signore. Noi facciamo attività carcerarie 24 ore al giorno tutti i giorni, eccetto quando andiamo in chiesa. Facciamo abbastanza attività e questo va molto bene. Guarda, ovunque ti giri, vedi la chiesa. La vedi quella chiesa lì? Vedi quell'altra torre? Qui ci sarà ancora un'altra chiesa. Poi ne abbiamo un'altra nel campo F, ma già ora, se ci fai caso, vedi 3 chiese. 1, 2 e con l'altra sono 3. Vogliamo che le torri portino le persone a guardare in alto, perché Dio è la vera necessità dell'uomo. Grazie signora, molto bene. Sei pronto? Sono entrato qui nel 1956, all'età di 21 anni. È un grande peso stare in prigione qui. Ho visto uomini in passato che preferivano pagare il prezzo. Si sono suicidati. In un certo senso, il suicidio sembra meglio di alcune delle cose che si passano qua dentro. Il 6 ottobre del 1961 mi scelsero come prigioniero guardiano. Portavo una 38 Special. Avevo a che fare con i delinquenti, gente senza futuro. E quando si vive nella violenza, per sopravvivere sei costretto a usare la violenza. Questa condizione mi mise con le spalle al muro e mi trovai davanti alla decisione: suicidarmi oppure scappare, che significava comunque morire. In quel momento mi trovavo nella mia postazione al posto di guardia, al mulino dello zucchero. Avevo il turno di notte. Diedi il cambio al mio collega ed entrai. Presi la pistola d'ordinanza, ma chiesi al Signore di entrare nella mia vita e di cambiarmi. Sentii l'amore di Dio e mi dissi: sono nato biologicamente, ma in quel momento sono nato spiritualmente. E quella notte, che notte speciale, una notte che ricorderò sempre, la notte in cui fui trasformato. Pensate un po'. Sono stato un prigioniero guardiano per 11 anni e 2 mesi. Ma poi il governo federale deliberò anticostituzionale che un detenuto portasse un'arma, specialmente quando sta in carcere. Quindi il governo cancellò quel ruolo. E che ne fu di me? Tornai allo stato di prima. Camminavo per la prigione ed ero sempre visto come quello che faceva la guardia. Come credete che mi sia sentito? Pensate a quanto sia stata in pericolo la mia vita. Nonostante tutto, nessuno ha mai tentato di farmi del male. Dio mi ha aiutato a sopravvivere. Dio mi diede una sua rivelazione. Io sognai in New York. Avvenne 30 anni fa. E mi disse che non sarei morto in prigione. Dio me lo mostrò. E mi disse che mi avrebbe liberato. Qualche mese dopo la nostra visita all'Angola, il direttore mi telefonò e mi disse che era stata firmata una petizione indirizzata all'ufficio del governatore della Louisiana per la liberazione del pastore Tanayol. Questa cosa mi sembrava così poco probabile. Poi il direttore aggiunse: abbiamo presentato la petizione per il rilascio sotto la custodia del pastore Jim Sambalà della chiesa di Brooklyn. Io risposi: l'ha fatto sul serio, direttore? Mi rispose: non ho avuto il tempo di avvisarla. Cominciamo a pregare: Dio, se è nella tua volontà che il pastore Tanayol sia liberato, aiutaci ad essere una benedizione per lui. Non mi restava altro che avere fede. E Dio mi disse: non voglio vederti morto, ma vivo. Ho visto tanti morire, seppellirne tanti.
Dei 6.300 che sono all'Angola, tutti volevano vedermi libero. Tutti pregavano per la mia libertà. Mi volevano fuori, perché se fossi uscito io si sarebbe accesa una speranza. La prima petizione fu respinta, poi attraverso alcuni eventi insoliti si è verificato un miracolo. Ricevetti una chiamata dal direttore del carcere. Non ci speravamo più quando abbiamo rispedito la petizione, ma il pastore Tanayol sarà liberato la prossima settimana. Io risposi: cosa? Quando ho saputo di ritornare libero, mi sono dovuto pizzicare per scoprire se fosse vero oppure solo un sogno. La cosa più bella è che non avevo amarezze. Niente amarezza, nessun odio. Non avevo desiderio di vendetta verso le amministrazioni. Loro hanno un lavoro da fare, una vita da passare, un dovere da compiere e un Dio da glorificare. Con chi potrei essere amareggiato? Cominciai a dirlo alla Chiesa. Verrà un nuovo membro. È diverso da tutti gli altri membri della Chiesa di Brooklyn. È il pastore Eugene Tanayol, dalla prigione Angola, che torna libero dopo 52 anni di carcere. Siccome teniamo molto a quest'uomo, la nostra preoccupazione era: come potremmo metterlo a suo agio, dopo che è stato 52 anni in galera? Come potrebbe vivere al di fuori delle mura di Angola? Poi pregammo: Signore, donaci la saggezza e la comprensione. Come possiamo aiutarlo? Penso che non ci sia alcun modo nel mondo che un uomo possa vivere in un carcere 52 anni, senza uscire malvagio e corrotto come lo era l'Angola, senza la violenza di quel posto, uscirne senza problemi psicologici, senza meschinità, senza nessun segno nel corpo. Questo è Dio. È libero in Gesù Cristo, si rallegra, canta, loda, è amico con tutta la Chiesa. Spesso pranza con i fratelli che lavorano in Chiesa. Qualcuno pensa: chi è quest'uomo? È grandioso. Ed eccomi qua oggi, a Brooklyn, New York, a realizzare il compimento del più grande successo che un uomo possa realizzare. Quando si è pentito dietro le sbarre di una cella, con Gesù Cristo che ha scelto la sua vita e che ha messo radici e lo ha ridato alla società per dare una testimonianza vivente. Credo che tutti i carcerati ricevano forza da un uomo che ha vissuto 52 anni di carcere. Ora possono alimentare la speranza e la fede in Dio che è capace di liberare. Lo ha fatto.
mio cuore resta aperto alla volontà di Dio. Non sono più lo stesso di prima. Se si potesse scegliere di tornare a casa domani senza Gesù, deciderei di rimanere qui sicuramente, perché non posso vivere senza Gesù. Servire Dio è la mia ricompensa, è tutto ciò che Ho 33 anni e sono in prigione da 13 anni e 8 mesi. Sono stato arrestato nel 91, all'età di 19 anni, e sono entrato in Angola nel 94. Ho passato 2 anni e mezzo in una piccola prigione distrettuale. La notte del mio arresto ero a casa con mia madre che mi impediva di uscire. Sentiva che poteva accadermi qualcosa. Era una donna cristiana. Aveva iniziato a frequentare una chiesa da circa 6 mesi. Mi disse: sento che può succederti qualcosa stanotte. Io uscii ugualmente e quella fu la mia ultima notte da uomo libero, fisicamente libero. Quando stavo nella prigione distrettuale, il pastore di mia madre venne a vedermi. Era un uomo di circa 70 anni. Mi avevano rinchiuso per rissa. Non ero mai stato in quei posti. Erano luoghi totalmente nuovi. La vita che conoscevo lì non esisteva. Era una follia. A 19 anni, in una prigione distrettuale, e il pensiero che la mia vita fosse finita. Avevo pensato anche di uccidermi. Pensavo: non posso accettare questo, non posso vivere così. Quando mi fermarono la prima volta, mi rinchiusero in quella cella e lì osservavo le pareti di cemento con le barre di ferro. Mi sentii subito finito. Conobbi dei bravi fratelli, si chiamavano Steve Dominic, Steve Stewart. Erano delle persone molto buone, persone che presero la chiamata di Dio molto sul serio. Successivamente si parlava di fondare una chiesa in quel posto e iniziamo con 5 persone. Ci incontravamo sul recinto di Falcon Eagle. Molto velocemente arrivammo a 30 persone, quanti ragazzi. Dopo cominciammo a riunirci nella cucina. Era incredibile conoscere sempre più gente che voleva servire il Signore. Si respirava un sentimento sincero. Poi la mia crescita spirituale cominciò a farsi importante, quando decisi di affidare tutta la mia vita nelle mani di Dio. E così fui salvato. Prima di Dio non avevo un motivo di vita, come neanche prima che mi arrestassero. Non comprendevo il senso della mia vita. Un uomo può aver imparato molte cose, ma se non entra Gesù non può esserci cambiamento. Perché è il cuore è quello che deve cambiare. È Dio il chirurgo. Non si perde mai un paziente. Lavora coi cuori, è lo specialista dei cuori, così lo vedo io. Mi chiedono: perché hai aspettato di entrare in carcere prima di cambiare? Perché qui non ho niente, non ho le distrazioni, non ho nulla. Prima di entrare in carcere riuscivo a controllare tutto, e quando un uomo vive controllando le sue cose, non ha tempo per Dio. Non hai mai tempo per pensare a Dio. Tutti pregano, sì, è qualcosa che si fa. Io chiedevo a Dio un'auto nuova proprio prima del mio arresto, ma quando ti trovi in situazioni come queste dici: non ho dove andare. Quando vedi questo cemento, questo freddo acciaio, tu dici: deve esserci qualcosa di più in alto. Sento il bisogno di parlare con qualcuno superiore a me. E ti rendi conto che quel qualcuno è Dio. Se non fosse stato per Dio, non avrei potuto vivere i miei ultimi 13 anni e 8 mesi. Non ci sarebbe stato modo. Nessun modo in assoluto. È il Dio d'amore, di compassione, di perdono. E una volta che comprendi questo, è difficile spiegare la pace che ti dà. È buono, si rinnova ogni giorno, giorno dopo giorno. Capisci quello che dico? A volte è incredibile. Mi siedo nel mio ufficio e mi viene voglia di gridare. Mi viene da piangere come un bambino, è incredibile. Penso: cosa mi sta succedendo? Mi sento al punto di scoppiare a piangere. Stare qua dentro è molto difficile. Poi mi guardo intorno e scorgo uomini che stanno qui da 20, 30, 40 anni. Però nello stesso tempo devo dare atto di tutto quello che Dio sta facendo e devo ammettere che il piano di Dio è superiore a questo ergastolo. Quando vedo l'opera di Dio ottengo pace e gioia. Io so che mi libererà da questo posto. Ti chiederai: e se non succede? Io ti rispondo: va bene uguale, ma morirò credendoci. Perché non appena smetti di credere in Dio, ti senti sommerso dalla disperazione, vivi senza speranza e sei triste.
Uno dei miei versi preferiti della Bibbia è in Giovanni 15. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i propri amici. E Gesù dice, io l'ho fatto. E poi dice ancora, io non vi chiamo più servi, ma miei amici. La gente qui dice molto facilmente sei mio amico, ma il significato è molto più profondo e personale. Se dico che sei mio amico, sto parlando di un rapporto molto personale. Dico che è un sentimento di amore e devi sapere che Dio ti ama. Si avverte un amore speciale per Cristo all'Angola, un amore molto puro e molto raro. Negli Stati Uniti regna il materialismo e la gente viene distratta da molte cose. Questi uomini amano tanto Gesù perché loro sanno bene cosa significa vivere nella disperazione e sanno bene quanto Cristo ha fatto nella loro vita. E un altro punto è che qui non c'è materialismo perché tutti possiedono la stessa cosa. Niente. Gesù disse in un'occasione: fate attenzione ai piaceri di questa vita e all'attrazione per le ricchezze. All'Angola sono esenti da tutto ciò. È come un campo missionario speciale, perché la gente che conosce il Signore qui non ha nient'altro che Gesù. E Gesù la mattina, e Gesù la sera, e in ogni attimo. Qui si vede l'impegno col Signore e si nota il particolare rapporto. Ero cieco, necessitavo di una liberazione. E Cristo l'ha operata per me. Penso che ognuno di noi può essere di liberazione per qualcun altro. Questo non nel senso fisico, ma la libertà dai legami che ci inseguono. Il nostro mondo soffre. Anche noi in questo carcere soffriamo. Voglio solo che sappiate che Dio mi ha liberato e può liberare ognuno di voi. Dio vi sostenga. Mi hanno condannato all'ergastolo. Devo restare qui tutta la vita. Mi accusarono di omicidio di primo grado e per questo mi condannarono. Quando avevo 9-10 anni mi piaceva distruggere le proprietà, spaccare tutto. Lo facevo sempre più spesso, fin quando non divenne un atteggiamento normale. Alla rabbia con le cose si aggiunse la rabbia per le persone. Non avrei mai potuto immaginare cosa avrebbe fatto Dio nella mia vita. A volte rivivo il passato e mi chiedo come ho fatto a sbagliare, come sono arrivato a questo punto. Non è facile accettare questa condizione. È difficile sopportare. Penso che potevo evitarmi di arrivare così in basso. Veramente potevo evitarmi tutto ciò. Stare in prigione significa non avere scuse. Mentirei se dicessi che non mi arrabbio, non mi scoraggio, non mi rattristo, perché siamo ancora uomini. Essere un cristiano significa vivere praticamente, e in questa vita Gesù non presentò niente di diverso. Mostrò una vita reale, con sofferenze e dolori, e spesso sopravvivere a questi stati è difficile. Dobbiamo pregare tanto, dobbiamo pregare molto e chiedere a Dio che ci accresca la fede affinché ci faccia guardare al di là di ogni giorno, e questo giorno dopo giorno. È una lotta per ogni uomo credente che condivide la parola di Dio. Just lift your hand.
La mia speranza è in Gesù Cristo, che va al di là di questo mondo. Poi la speranza di tornare libero di nuovo. Sul serio. Non posso trattenere la gioia quando mi ricordo che Dio ha preparato grandi cose per me. È chiaro che mi dispiacerebbe morire in prigione, ma una cosa è certa, che non abbiamo la garanzia di un solo altro giorno di vita. È solo per grazia che viviamo e ci svegliamo la mattina. Nel penitenziario ci sono 89 condannati a morte. Quando venni qui 10 anni fa ce ne stavano solamente 48. Stiamo costruendo un altro padiglione per ospitarli al meglio. Sarà presto pronto. Secondo me bisognerebbe tenere le persone più pericolose, non certamente gli anziani ammalati. Tuttavia però bisogna sempre ricordare le vittime. Però si potrebbe trovare una riconciliazione, magari senza troppe difficoltà, una riabilitazione che poi li porti alla libertà, anche se l'unica riconciliazione rimane quella morale. Ho tenuto la mano a 4 persone mentre morivano per iniezione letale. Me lo chiesero loro, anche perché erano cristiani. Non vedevano l'ora di lasciare questa terra. La prima volta non si sentì né parlare di anima né di eternità. Infatti il condannato rimase sul tavolo muto, senza dire una parola, e poi morì. Credo abbia spedito la sua anima all'inferno. Mi sono detto che non lascerò più andare nessuno all'inferno. Finché potrò parlare alle loro anime lo farò. Ricordo Antonio James, anche lui mi chiese di tenergli la mano. Insieme parlammo del ladrone sulla croce, di Billy Graham, degli angeli che accompagnano le anime verso il cielo. Durante un'esecuzione preghiamo e leggiamo qualche verso dalla Bibbia, Genesi 9 e i primi 6 versi di Romani 13. Poi preghiamo insieme. Questo è quanto facciamo in un'esecuzione. Questo è il vecchio cimitero, ci sono un sacco di tombe. Seppelliamo una persona circa al mese. Se scavi un po' più là, probabilmente trovi ancora delle ossa. Molte tombe, infatti, sono senza nome. La vedi quella targa in ottone? L'hanno fatta ai detenuti per ricordare tutti i defunti senza un nome. Qualcuno dice non si può trasportare un condannato a morte al cimitero con una bella carrozza e fargli un bel funerale. Non è un defunto come gli altri. Io rispondo, siccome ha scontato la sua pena, non è accusato di nient'altro. È morto, ha pagato il suo prezzo. Allora perché non dovrebbe ricevere un funerale come tutti gli altri? Lui ha pagato il suo prezzo ed è diventato libero. Se ci pensi è un po' come aprire le porte a un detenuto che ha scontato la sua pena. Non ci segneremmo mai di continuare a cacciarlo. Per me è buon senso svolgere dei funerali normali e anche per il resto dei detenuti che è qui dentro. Say
Ricordo che mia madre mi diceva: tu non ce la farai mai a combinare niente di buono nella vita. L'ho creduto. Avrei adempiuto ciò che mia mamma mi diceva sempre. Sono rinchiuso qui per una carica omicida. Angola. Beh, ricordo che quando entrai avevo molta paura. Non sapevo cosa ci fosse qui. Avevo sentito molte storie di uomini violentati in questo luogo. Violentati e uccisi. Ero terrorizzato al punto che pensai che la mia vita era finita, terminata. Ricordo che un giorno ero seduto sul mio letto e pensavo: se Dio è un Dio vero e se esiste veramente, non avevo mai voluto sentire parlare di Dio. Lo rifiutavo quando qualcuno cercava di farlo. Volevo un Dio tutto per me, col quale parlare a tu per tu, e chiamai semplicemente Dio. Ascoltò la mia preghiera. Da quel giorno ho capito che Gesù è vero. Ora so che la morte, sepoltura e resurrezione di Gesù Cristo sono fatti reali. Non perché qualcuno me lo ha detto, ma perché io lo sento qui. Ho visto Gesù e non è più sulla croce. Da allora ho capito che non sono più io che vivo la mia vita, ma devo lasciare vivere la volontà di Dio in me. E credo che questa sia l'esperienza più straordinaria. Ricordo ora con dolore che ricorrevo le droghe, le donne, i soldi, e pensavo che una volta ricevuto quelle cose potevo sentirmi soddisfatto. Però quando Dio cambiò il mio cuore per mezzo del suo spirito, ho conosciuto il vero sentimento di soddisfazione. Se sei dentro Angola o fuori Angola, quello di cui tutti hanno bisogno è l'amore di Dio. Questo è importante, questa è la realtà. Credo che tutti hanno bisogno di conoscere questo Dio reale. Ricordo che non riuscivo a perdonarmi, perché non potevo credere a quello che avevo combinato e come ero arrivato ad uccidere. E un giorno ricordo che ero nella mia cella, sentivo perdere la stima per me stesso, nonostante avessi già gustato il perdono di Dio. Improvvisamente sentii benissimo la voce di Dio che mi parlò e mi disse: basta con la commiserazione, io ti vedo oltre quello che è successo, per questo sono venuto a morire per te. E Dio cominciò un'opera di liberazione e perdono nel mio cuore. E mi diceva: io ti ho già perdonato, ora tocca a te perdonarti. E per questo sono qui. Sono nato di nuovo e sto camminando in novità di vita. Sai, qui tutti siamo ricordati per il nostro passato, ma Dio non ha mai ricordato a nessuno il male che ha perdonato. Mai. Non mi ha mai ricordato da dove vengo. Non devo più guardare questo posto, ma devo guardare avanti, al traguardo che Dio mi ha posto dinanzi. In questo luogo non ci sono più bande, perché ora abbiamo solo gruppi di cristiani. Le nostre guardie vengono addestrate per sorvegliare le bande. Ma qui il capobanda è diventato Dio. Ogni guardia è impegnata a sorvegliare un gruppo. Si tratta però di un piccolo team, un team che agisce per il bene, un team che non usa violenza ma combatte per eliminarla. E se c'è qualcuno che ha un male interiore, si attiva per sconfiggerlo. È un team che cambia le vite, che desidera aiutare,
Poi ci incontriamo per condividere le esperienze, per fare amicizie e rimanere uniti. È molto raro che qualcuno desideri di rimanere isolato, quindi deve esserci qualcosa di veramente speciale qua. I detenuti che frequentano e fanno parte del gruppo possono sentirsi rispettabili perché sono su un percorso di completa riabilitazione. Andiamo, abbracciamoci, andiamo, dimostriamo amore gli uni per gli altri. Così, proprio così. Alleluia! Sia lode all'agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo ed ora è sul suo trono. Alleluia! C'è un solo modo per insegnare l'amore, lo devi dimostrare. Devi camminare nell'amore. Per insegnare amore serve tanta pazienza, carattere, la forza. Ci vuole lungimiranza. Dobbiamo sopportare un sacco di cose, come Dio le ha sopportate. Sopportare pure le nostre stupidità. Per insegnare amore devi permettere che gli altri possano sfogarsi con te. Devi concedergli l'espressione del loro disaccordo. Devi permettere che siano arrabbiati qualche volta. Devi avere un cuore e un orecchio attenti per ascoltare. Bisogna avere uno spirito di compassione. Guardiamo Gesù e guardando a Lui possiamo dire che siamo più che vincitori. Egli ci dà la forza. Alleluia. Grazie Gesù, alleluia. Quando mi arrestarono ero un uomo molto amareggiato, odiavo tutti, ero infelice e non sapevo di esserlo. Credevo di avere ragione, come il mondo oggi crede di avere ragione. Odiavo i giudici, odiavo i giurati, gli accusatori, odiavo tutti, ma non mi ero accorto che ero arrabbiato con me stesso. Se non fossi venuto qua ad Angola forse oggi non sarei vivo. Pensate, ero proprietario di un bar, cantavo il rock, viaggiavo spesso e vivevo una vita sbagliata. Questo posto mi ha portato a guardarmi nel cuore, mi ha portato a guardare me stesso, a guardarmi dentro. Sono stato costretto a guardare la mia vita fino al punto di chiedermi: ma come sono arrivato qui? Come sono caduto così in basso? Che ci faccio in questo posto? Ma come sono arrivato in questo posto? Poi un giorno guardai un verso della Bibbia, decidendo di andare a Dio, lessi Luca capitolo 23, il verso 24, dove è scritto che Gesù, appeso alla croce, gridò con gran voce: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ma com'è possibile un uomo che muore dalla croce poter dire: Padre, perdonali? Come ha potuto Gesù sopportare quelli che lo odiavano, quelli che l'hanno picchiato, gli hanno sputato addosso, lo hanno ingiuriato? Come è stato possibile perdonarli? Poi ho capito che io stavo sbagliando. L'odio che c'era in me era sbagliato, perché la colpa non era della giuria, non era del giudice, non era dei giurati. La colpa era mia, era solo mia, perché in quella situazione Dio mi stava parlando e io non riuscivo ad ascoltare, non riuscivo a perdonare nessuno finché non ho perdonato me stesso.
Quando mi sono perdonato, allora Gesù mi ha liberato. Quando ho capito bene chi ero veramente, allora Dio è entrato nel mio cuore. Poi ho guardato me stesso, ho capito che non volevo più essere un grande, non volevo nemmeno essere quello che ero. Volevo solo fare la volontà di Dio, cambiare vita. E anche se un giorno potessi uscire da questo posto, non voglio più essere quello di prima, la vecchia persona. I could hear the sound of freedom, like a distant voice it called, and beckoned me to follow where I had never gone. Though my heart was willing, I just stood there at the wall, praying somehow it would fall. But in the cross I found a doorway, and a hand that held the keys. When the chain fell at my feet, for the first time I could see. This is how it feels to be free. This is what it means to know that I am forgiven. This is how it feels to be free. To see that life can be more than I imagined. This is how it feels to be free. Yeah. This is how it feels to be free. Yeah. Avverto che questa è la casa di Dio. Entrando in questa chiesa ti senti libero e quando incroci la porta della chiesa non ti accorgi di stare in un carcere, si sente. A differenza di quando entri in una mensa durante l'orario di pasti, lì avverti di stare in una prigione. Quando invece entri dentro una chiesa, sei semplicemente alla presenza di Dio. Infatti non facciamo attività carcerarie, ma bensì un culto al Signore. Noi facciamo attività carcerarie 24 ore al giorno tutti i giorni, eccetto quando andiamo in chiesa. Facciamo abbastanza attività e questo va molto bene. Guarda, ovunque ti giri, vedi la chiesa. La vedi quella chiesa lì? Vedi quell'altra torre? Qui ci sarà ancora un'altra chiesa. Poi ne abbiamo un'altra nel campo F, ma già ora, se ci fai caso, vedi 3 chiese. 1, 2 e con l'altra sono 3. Vogliamo che le torri portino le persone a guardare in alto, perché Dio è la vera necessità dell'uomo. Grazie signora, molto bene. Sei pronto? Sono entrato qui nel 1956, all'età di 21 anni. È un grande peso stare in prigione qui. Ho visto uomini in passato che preferivano pagare il prezzo. Si sono suicidati. In un certo senso, il suicidio sembra meglio di alcune delle cose che si passano qua dentro. Il 6 ottobre del 1961 mi scelsero come prigioniero guardiano. Portavo una 38 Special. Avevo a che fare con i delinquenti, gente senza futuro. E quando si vive nella violenza, per sopravvivere sei costretto a usare la violenza. Questa condizione mi mise con le spalle al muro e mi trovai davanti alla decisione: suicidarmi oppure scappare, che significava comunque morire. In quel momento mi trovavo nella mia postazione al posto di guardia, al mulino dello zucchero. Avevo il turno di notte. Diedi il cambio al mio collega ed entrai. Presi la pistola d'ordinanza, ma chiesi al Signore di entrare nella mia vita e di cambiarmi. Sentii l'amore di Dio e mi dissi: sono nato biologicamente, ma in quel momento sono nato spiritualmente. E quella notte, che notte speciale, una notte che ricorderò sempre, la notte in cui fui trasformato. Pensate un po'. Sono stato un prigioniero guardiano per 11 anni e 2 mesi. Ma poi il governo federale deliberò anticostituzionale che un detenuto portasse un'arma, specialmente quando sta in carcere. Quindi il governo cancellò quel ruolo. E che ne fu di me? Tornai allo stato di prima. Camminavo per la prigione ed ero sempre visto come quello che faceva la guardia,
Come credete che mi sia sentito? Pensate a quanto sia stata in pericolo la mia vita. Nonostante tutto, nessuno ha mai tentato di farmi del male. Dio mi ha aiutato a sopravvivere. Dio mi diede una sua rivelazione. Io sognai in New York. Avvenne 30 anni fa. E mi disse che non sarei morto in prigione. Dio me lo mostrò. E mi disse che mi avrebbe liberato. Qualche mese dopo la nostra visita all'Angola, il direttore mi telefonò e mi disse che era stata firmata una petizione indirizzata all'ufficio del governatore della Louisiana per la liberazione del pastore Tanayol. Questa cosa mi sembrava così poco probabile. Poi il direttore aggiunse: abbiamo presentato la petizione per il rilascio sotto la custodia del pastore Jim Sambalà della chiesa di Brooklyn. Io risposi: l'ha fatto sul serio, direttore? Mi rispose: non ho avuto il tempo di avvisarla. Cominciamo a pregare: Dio, se è nella tua volontà che il pastore Tanayol sia liberato, aiutaci ad essere una benedizione per lui. Non mi restava altro che avere fede. E Dio mi disse: non voglio vederti morto, ma vivo. Ho visto tanti morire, seppellirne tanti. Dei 6.300 che sono all'Angola, tutti volevano vedermi libero. Tutti pregavano per la mia libertà. Mi volevano fuori, perché se fossi uscito io, si sarebbe accesa una speranza. La prima petizione fu respinta, poi attraverso alcuni eventi insoliti si è verificato un miracolo. Ricevetti una chiamata dal direttore del carcere. Non ci speravamo più quando abbiamo rispedito la petizione, ma il pastore Tanayol sarà liberato la prossima settimana. Io risposi: cosa? Quando ho saputo di ritornare libero, mi sono dovuto pizzicare per scoprire se fosse vero oppure solo un sogno. La cosa più bella è che non avevo amarezze. Niente amarezza, nessun odio. Non avevo desiderio di vendetta verso le amministrazioni. Loro hanno un lavoro da fare, una vita da passare, un dovere da compiere e un Dio da glorificare. Con chi potrei essere amareggiato? Cominciai a dirlo alla Chiesa: verrà un nuovo membro, è diverso da tutti gli altri membri della Chiesa di Brooklyn. È il pastore Eugene Tanayol, dalla prigione Angola, che torna libero dopo 52 anni di carcere. Siccome teniamo molto a quest'uomo, la nostra preoccupazione era: come potremmo metterlo a suo agio, dopo che è stato 52 anni in galera? Come potrebbe vivere al di fuori delle mura di Angola? Poi pregammo: Signore, donaci la saggezza e la comprensione. Come possiamo aiutarlo? Penso che non ci sia alcun modo nel mondo che un uomo possa vivere in un carcere 52 anni, senza uscire malvagio e corrotto come lo era l'Angola, senza la violenza di quel posto, uscirne senza problemi psicologici, senza meschinità, senza nessun segno nel corpo. Questo è Dio. È libero in Gesù Cristo, si rallegra, canta, loda, è amico con tutta la Chiesa. Spesso pranza con i fratelli che lavorano in chiesa. Qualcuno pensa: chi è quest'uomo? È grandioso. Ed eccomi qua oggi, a Brooklyn, New York, a realizzare il compimento del più grande successo che un uomo possa realizzare. Quando si è pentito dietro le sbarre di una cella, con Gesù Cristo che ha scelto la sua vita e che ha messo radici e lo ha ridato alla società per dare una testimonianza vivente. Credo che tutti i carcerati ricevano forza da un uomo che ha vissuto 52 anni di carcere. Ora possono alimentare la speranza e la fede in Dio che è capace di liberare. Lo ha fatto.
Il mio cuore resta aperto alla volontà di Dio. Non sono più lo stesso di prima. Se si potesse scegliere di tornare a casa domani senza Gesù, deciderei di rimanere qui sicuramente, perché non posso vivere senza Gesù. Servire Dio è la mia ricompensa, è tutto ciò che Dio mi ha posto dinanzi. In questo luogo non ci sono più bande, perché ora abbiamo solo gruppi di cristiani. Le nostre guardie vengono addestrate per sorvegliare le bande, ma qui il capobanda è diventato Dio. Ogni guardia è impegnata a sorvegliare un gruppo. Si tratta però di un piccolo team, un team che agisce per il bene, un team che non usa violenza ma combatte per eliminarla. E se c'è qualcuno che ha un male interiore, si attiva per sconfiggerlo. È un team che cambia le vite, che desidera aiutare. Poi ci incontriamo per condividere le esperienze, per fare amicizie e rimanere uniti. È molto raro che qualcuno desideri di rimanere isolato, quindi deve esserci qualcosa di veramente speciale qua. I detenuti che frequentano e fanno parte del gruppo possono sentirsi rispettabili perché sono su un percorso di completa riabilitazione. Andiamo, abbracciamoci, andiamo, dimostriamo amore gli uni per gli altri. Così, proprio così. Alleluia! Sia lode all'agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo ed ora è sul suo trono. Alleluia! C'è un solo modo per insegnare l'amore, lo devi dimostrare. Devi camminare nell'amore. Per insegnare amore serve tanta pazienza, carattere, la forza. Ci vuole lungimiranza. Dobbiamo sopportare un sacco di cose, come Dio le ha sopportate. Sopportare pure le nostre stupidità. Per insegnare amore devi permettere che gli altri possano sfogarsi con te. Devi concedergli l'espressione del loro disaccordo. Devi permettere che siano arrabbiati qualche volta. Devi avere un cuore e un orecchio attenti per ascoltare. Bisogna avere uno spirito di compassione. Guardiamo Gesù e guardando a Lui possiamo dire che siamo più che vincitori. Egli ci dà la forza. Alleluia. Grazie Gesù, alleluia. Quando mi arrestarono ero un uomo molto amareggiato, odiavo tutti, ero infelice e non sapevo di esserlo. Credevo di avere ragione, come il mondo oggi crede di avere ragione. Odiavo i giudici, odiavo i giurati, gli accusatori, odiavo tutti.
ma non mi ero accorto che ero arrabbiato con me stesso. Se non fossi venuto qua ad Angola forse oggi non sarei vivo. Pensate, ero proprietario di un bar, cantavo il rock, viaggiavo spesso e vivevo una vita sbagliata. Questo posto mi ha portato a guardarmi nel cuore, mi ha portato a guardare me stesso, a guardarmi dentro. Sono stato costretto a guardare la mia vita fino al punto di chiedermi: ma come sono arrivato qui? Come sono caduto così in basso? Che ci faccio in questo posto? Ma come sono arrivato in questo posto? Poi un giorno guardai un verso della Bibbia, decidendo di andare a Dio, lessi Luca capitolo 23, il verso 24, dove è scritto che Gesù, appeso alla croce, gridò con gran voce: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ma com'è possibile un uomo che muore dalla croce poter dire: Padre, perdonali? Come ha potuto Gesù sopportare quelli che lo odiavano, quelli che l'hanno picchiato, gli hanno sputato addosso, lo hanno ingiuriato? Come è stato possibile perdonarli? Poi ho capito che io stavo sbagliando. L'odio che c'era in me era sbagliato, perché la colpa non era della giuria, non era del giudice, non era dei giurati. La colpa era mia, era solo mia, perché in quella situazione Dio mi stava parlando e io non riuscivo ad ascoltare, non riuscivo a perdonare nessuno finché non ho perdonato me stesso. Quando mi sono perdonato, allora Gesù mi ha liberato. Quando ho capito bene chi ero veramente, allora Dio è entrato nel mio cuore. Poi ho guardato me stesso, ho capito che non volevo più essere un grande, non volevo nemmeno essere quello che ero. Volevo solo fare la volontà di Dio, cambiare vita. E anche se un giorno potessi uscire da questo posto, non voglio più essere quello di prima, la vecchia persona. I could hear the sound of freedom, like a distant voice it called, and beckoned me to follow where I had never gone. Though my heart was willing, I just stood there at the wall, praying somehow it would fall. But in the cross I found a doorway, and a hand that held the keys. When the chain fell at my feet, for the first time I could see. This is how it feels to be free. This is what it means to know that I am forgiven. This is how it feels to be free. To see that life can be more than I imagined. This is how it feels to be free. This is how it feels to be free, yeah. Avverto che questa è la casa di Dio. Entrando in questa chiesa ti senti libero e quando incroci la porta della chiesa non ti accorgi di stare in un carcere, si sente. A differenza di quando entri in una mensa durante l'orario di pasti, lì avverti di stare in una prigione. Quando invece entri dentro una chiesa, sei semplicemente alla presenza di Dio. Infatti non facciamo attività carcerarie, ma bensì un culto al Signore. Noi facciamo attività carcerarie 24 ore al giorno tutti i giorni, eccetto quando andiamo in chiesa. Facciamo abbastanza attività e questo va molto bene. Guarda, ovunque ti giri, vedi la chiesa. La vedi quella chiesa lì? Vedi quell'altra torre? Qui ci sarà ancora un'altra chiesa. Poi ne abbiamo un'altra nel campo F, ma già ora, se ci fai caso, vedi 3 chiese. 1, 2 e con l'altra sono 3. Vogliamo che le torri portino le persone a guardare in alto, perché Dio è la vera necessità dell'uomo. Grazie signora, molto bene. Sei pronto? Sono entrato qui nel 1956.
all'età di 21 anni. È un grande peso stare in prigione qui. Ho visto uomini in passato che preferivano pagare il prezzo. Si sono suicidati. In un certo senso, il suicidio sembra meglio di alcune delle cose che si passano qua dentro. Il 6 ottobre del 1961 mi scelsero come prigioniero guardiano. Portavo una 38 Special. Avevo a che fare con i delinquenti, gente senza futuro. E quando si vive nella violenza, per sopravvivere sei costretto a usare la violenza. Questa condizione mi mise con le spalle al muro e mi trovai davanti alla decisione: suicidarmi oppure scappare, che significava comunque morire. In quel momento mi trovavo nella mia postazione al posto di guardia, al mulino dello zucchero. Avevo il turno di notte. Diedi il cambio al mio collega ed entrai. Presi la pistola d'ordinanza, ma chiesi al Signore di entrare nella mia vita e di cambiarmi. Sentii l'amore di Dio e mi dissi: sono nato biologicamente, ma in quel momento sono nato spiritualmente. E quella notte, che notte speciale, una notte che ricorderò sempre, la notte in cui fui trasformato. Pensate un po', sono stato un prigioniero guardiano per 11 anni e 2 mesi. Ma poi il governo federale deliberò anticostituzionale che un detenuto portasse un'arma, specialmente quando sta in carcere. Quindi il governo cancellò quel ruolo. E che ne fu di me? Tornai allo stato di prima. Camminavo per la prigione ed ero sempre visto come quello che faceva la guardia. Come credete che mi sia sentito? Pensate a quanto sia stata in pericolo la mia vita. Nonostante tutto, nessuno ha mai tentato di farmi del male. Dio mi ha aiutato a sopravvivere. Dio mi diede una sua rivelazione. Io sognai in New York. Avvenne 30 anni fa. E mi disse che non sarei morto in prigione. Dio me lo mostrò. E mi disse che mi avrebbe liberato. Qualche mese dopo la nostra visita all'Angola, il direttore mi telefonò e mi disse che era stata firmata una petizione indirizzata all'ufficio del governatore della Louisiana per la liberazione del pastore Tanayol. Questa cosa mi sembrava così poco probabile. Poi il direttore aggiunse: abbiamo presentato la petizione per il rilascio sotto la custodia del pastore Jim Sambalà della chiesa di Brooklyn. Io risposi: l'ha fatto sul serio, direttore? Mi rispose: non ho avuto il tempo di avvisarla. Cominciamo a pregare: Dio, se è nella tua volontà che il pastore Tanayol sia liberato, aiutaci ad essere una benedizione per lui. Non mi restava altro che avere fede. E Dio mi disse: non voglio vederti morto, ma vivo. Ho visto tanti morire, seppellirne tanti. Dei 6.300 che sono all'Angola, tutti volevano vedermi libero. Tutti pregavano per la mia libertà. Mi volevano fuori, perché se fossi uscito io, si sarebbe accesa una speranza. La prima petizione fu respinta, poi attraverso alcuni eventi insoliti si è verificato un miracolo. Ricevetti una chiamata dal direttore del carcere. Non ci speravamo più quando abbiamo rispedito la petizione, ma il pastore Tanayol sarà liberato la prossima settimana. Io risposi: cosa? Quando ho saputo di ritornare libero, mi sono dovuto pizzicare per scoprire se fosse vero oppure solo un sogno. La cosa più bella è che non avevo amarezze. Niente amarezza, nessun odio. Non avevo desiderio di vendetta verso le amministrazioni. Loro hanno un lavoro da fare, una vita da passare, un dovere da compiere e un Dio da glorificare. Con chi potrei essere amareggiato?
Cominciai a dirlo alla Chiesa. Verrà un nuovo membro. È diverso da tutti gli altri membri della Chiesa di Brooklyn. È il pastore Eugene Tanayol, dalla prigione Angola, che torna libero dopo 52 anni di carcere. Siccome teniamo molto a quest'uomo, la nostra preoccupazione era: come potremmo metterlo a suo agio, dopo che è stato 52 anni in galera? Come potrebbe vivere al di fuori delle mura di Angola? Poi pregammo: Signore, donaci la saggezza e la comprensione. Come possiamo aiutarlo? Penso che non ci sia alcun modo nel mondo che un uomo possa vivere in un carcere 52 anni, senza uscire malvagio e corrotto come lo era l'Angola, senza la violenza di quel posto, uscirne senza problemi psicologici, senza meschinità, senza nessun segno nel corpo. Questo è Dio. È libero in Gesù Cristo, si rallegra, canta, loda, è amico con tutta la Chiesa. Spesso pranza con i fratelli che lavorano in Chiesa. Qualcuno pensa: chi è quest'uomo? È grandioso. Ed eccomi qua oggi, a Brooklyn, New York, a realizzare il compimento del più grande successo che un uomo possa realizzare, quando si è pentito dietro le sbarre di una cella, con Gesù Cristo che ha scelto la sua vita e che ha messo radici e lo ha ridato alla società per dare una testimonianza vivente. Credo che tutti i carcerati ricevano forza da un uomo che ha vissuto 52 anni di carcere. Ora possono alimentare la speranza e la fede in Dio che è capace di liberare. Lo ha fatto. Il mio cuore resta aperto alla volontà di Dio. Non sono più lo stesso di prima. Se si potesse scegliere di tornare a casa domani senza Gesù, deciderei di rimanere qui sicuramente, perché non posso vivere senza Gesù. Servire Dio è la mia ricompensa, è tutto ciò che